Buonasera a tutte e a tutti, diciamo che è con molto piacere, molta gratitudine e ma anche molta preoccupazione, da parte mia almeno, che do il benvenuto a tutte e a tutti a questa serata, che è poi l'ultimo appuntamento di queste 2 settimane di collegamenti che ci hanno fatto viaggiare in tanti temi e con tante prospettive, e quindi diciamo personalmente è un grande onore avere la possibilità di introdurre questa serata e di, come dire, concludere un po' con questo tema di quest'oggi e queste nostre relatrici, questo nostro percorso. Allora, voi davvero, io viaggio sempre con gli appunti, poi voi mi scuserete, ma insomma. Allora, i ringraziamenti li ho fatti e non sono formali. Abbiamo anche le curatrici qui davanti, la professoressa Nese, la professoressa Scarton, ma tutta la squadra che ha portato avanti questo percorso. Però naturalmente i ringraziamenti a tutte e a tutti voi che siete presenti e alle nostre 3 relatrici, soprattutto la professoressa Giovanna Cosenza, la professoressa Fabiana Fusco e la professoressa Sergia Adamo. Allora, io ho il compito così piacevole e oneroso di introdurre questa serata che ha un titolo bello, ma anche un po' complicato, perché dice tante cose, e così tante cose che poi non è tanto facile metterle insieme. Loro sono bravissime, quindi io sono fortunato, però è un po' difficile. Il titolo di questa serata, sapete, è Lingua e nuovi media, un mondo in transizione, quindi 3 temi, almeno 3. Cioè la lingua, che poi non è un tema, ma è una cosa enorme. I nuovi media, e poi questa cosa della transizione, del cambiamento, della trasformazione, e sono già 3 cose interessanti ma non facili da tenere insieme. Poi se, come avete fatto, probabilmente avete letto anche la breve presentazione, avete trovato degli altri di temi, anche quelli belli ma anche quelli difficili, perché c'è il tema delle generazioni, le nuove generazioni o le generazioni in generale, e poi c'è il tema delle istituzioni, tipo la scuola, l'università. E quindi abbiamo veramente tanta carne al fuoco. E devo anche dire che sono temi talmente belli che tante volte si può dire anche delle cose, insomma, tante sentite, già sentite, no? Pensate solo al tema dei nativi digitali. Cosa bellissima, ci sono le generazioni, i media. Sono parole, ma non si capisce se ci dice qualcosa, se ci dice poco. Ecco, per fortuna, diciamo, il format di questi incontri e le nostre ospiti credo ci aiuteranno. Il format perché lo prendiamo da 3 punti di vista, questo tema o questi temi, perché abbiamo, diciamo, la semiotica e quindi la comunicazione, abbiamo la linguistica, la sociolinguistica, quindi la lingua, e abbiamo le narrazioni, la letteratura, perché appunto abbiamo la Giovanna Cosenza, Fabiana Fusco e Sergia Adamo. È una fortuna questo, perché l'interdisciplinarietà, i 3 sguardi e anche il fatto che probabilmente questi 3 sguardi ci permetteranno di circoscrivere un po' i temi, no? Di partire da qualche aspetto che sia magari un aspetto piccolo, che però ci aiuterà, o 3 aspetti piccoli con 3 sguardi, che ci aiuteranno forse a vedere in un modo magari non già visto alcuni pezzetti di questi tanti temi che affrontiamo in questa sera. Le nostre 3 relatrici, l'ho detto più volte, sono molto interessanti, dico proprio 4 parole e mezza. Giovanna Cosenza è professoressa di semiotica all'Università di Bologna, dove dirige il corso di studio in comunicazione e digital media e anche un master in comunicazione, management e nuovi media. Sentirete che tutte e 3 hanno tantissime parole di quelle che tocchiamo stasera nel loro curriculum, e quindi questa è una fortuna grande per noi. Ha scritto tantissime cose su tanti temi, cito solo 2 testi, questo semiotica e comunicazione politica, anche qui il tema delle istituzioni, prima lo accennavo, scuola, università, uscito per i tipi di La Terza nel 18, e più di recente questo Cerchi di capire prof, un dialogo fra generazioni, uscito dai tipi di Enrico Damiani nel 2020, che anche io l'ho letto in questi giorni, è un taglio anche interessante, ecco, perché parte da situazioni, no? E da interazioni. Fra le altre cose, di questi temi lei parla anche tramite i miei social, no? Con 2 blog, di cui uno per il Fatto Quotidiano. E quindi lì c'è una finestra interessante. Poi c'è la linguistica e c'è Fabiana Fusco, che non ha bisogno di presentazioni qui a UniUd, è, diciamo, professoressa di linguistica,
nel nostro Ateneo, è direttrice del dipartimento che ha un nome che sembra questa sera, perché prima che me lo ripetevo per non sbagliare, c'è lingue, letterature, comunicazione, formazione e società. Quindi ho detto che finalmente non mi dimenticherò più bene il nome perché è proprio come l'argomento di questa sera. Poi è anche direttrice del CIP, che è diciamo, il centro interdipartimentale per il plurilinguismo, e questo è anche interessante perché la professoressa Fusco è tra le tante cose studiosa di plurilinguismo e quindi anche di come è anche qui un pezzo delle transizioni, no? Le tante lingue, come cambiano le lingue. Uno dei suoi ultimi testi, per esempio, è proprio emblematico di questo, no? Plurilinguismo e inclusione, uno studio delle lingue parlate, ecco, nelle scuole della città di Udine. Anche lì, che lingua è, come cambia? C'è il tema delle generazioni, c'è il tema della scuola, volevo dire prima, cerca di capire prof, c'è l'università, quindi ecco queste istituzioni che in qualche modo forse emergeranno. Devo dire, lei ha scritto anche tante altre cose, vorrei citare almeno il libro che avete forse visto fuori, che ha un bellissimo titolo, Genero, generi, questo è il problema, e il sottotitolo è ancora più interessante, Consigli linguistici per un uso attento e consapevole della lingua italiana. Quindi, insomma, è questo il passaggio attraverso le pratiche della lingua, proprio gli aspetti micro che però poi aprono sguardi interessanti. E poi c'è Sergia Adamo, anche lei molto nota a Udine, viene spesso, è spesso ospite di tante situazioni a Udine. Lei insegna teoria della letteratura e letteratura comparata a Trieste, ha fatto tante cose, è traduttrice di testi anche molto densi, per esempio traduce Spivak, traduce Butler, quindi traduce cose difficili da tradurre, come tutte le cose difficili da tradurre. Anche autrice di, anche lei, molti lavori, ha curato qualche anno fa questo Altre Storie, Other Stories, dove di nuovo ci sono temi di lingua, di immagini, di comunicazione legate alle migrazioni, ed è autrice, è uscito credo, non so se qualche settimana fa, ecco, di un capitolo in un testo Einaudi, PBE Einaudi, che ha curato la professoressa Benvenuti, ecco, però il libro ha questo titolo, sembra La letteratura oggi. Ecco, e poi dice romanzo, editoria, transmedialità. Quindi insomma abbiamo tanti temi, però abbiamo 3 relatrici che li trattano in un modo o nell'altro, quindi siamo fortunati. Allora, ci siamo messi un po' d'accordo di fare un giro. Facciamo un giro e poi vediamo se avremo voglia di parlare ancora, di chiederci cose. E quindi io comincerei, diciamo, con la professoressa Cosenza, che viene la nostra ospite, che viene da più lontano. Diciamo, ci siamo parlati un po' prima di questo incontro e abbiamo detto, beh, qual è una pratica possibile attraverso cui vedere questo fascio di temi in modo non scontato? Per esempio, forse il tema dello scrivere, della scrittura, che è un tema che attraversa molte cose di quelle di cui la professoressa Cosenza si occupa. Non so se questo potrebbe essere, per esempio, una pista per dare uno sguardo. Grazie mille. Grazie per questo invito, sono felice di essere qui. Abbiamo un presentatore, avere un prof come presentatore non era una presentazione, era una relazione ed era molto interessante. E allora, sì, grazie per avermi lanciato questo stimolo sulla scrittura, perché in effetti il tema e problema di questo ambito che comprende il nuovo, le diverse generazioni, l'innovazione, la transizione, ci può far parlare un po' di tutto e di niente. E la scrittura è un modo di ancorarci a qualcosa e forse di dialogare fra noi. Prima di arrivare alla scrittura volevo toccare un punto che viene spesso collegato ai cosiddetti nuovi media, perché si dice nuovi media e nuove generazioni. E tu, ci davamo del tu, anche se poi hai usato professore, tu prima dicevi, hai introdotto questa espressione nativi digitali che ogni volta mi crea una forma di irritazione istantanea. No? La distinzione fra nativi e migranti digitali è stata introdotta nel 2001 da un formatore, da un professionista che lavora nell'ambito americano, Mark Prensky.
e ha fatto la sua fama e fortuna. Lui nel tempo l'ha poi un po' corretta. Io ce l'ho molto con questa distinzione, perché la sua divulgazione, soprattutto in paesi digitalmente arretrati e che fanno fatica a seguire l'innovazione come l'Italia, questa distinzione funge da freno. Perché qual è il presupposto? Allora, cosa c'entra con le generazioni? I nativi digitali si collegano alle nuove generazioni e ai nuovi media. Si dice che i nuovi media sono meglio usati da coloro che sono nati nel digitale, nati e nati nel digitale. Cosa presuppone questa distinzione? Appunto che chi è nativo sia spontaneamente più adatto a usare meglio le tecnologie digitali. Chi è migrante, no? Quindi coloro che sono nati quando non c'era il digitale, sono arrivati al digitale in età adulta, farebbero più fatica, e tutto ciò è falso e crea barriere, crea pregiudizi e barriere. È falso per tante ragioni. Le statistiche e i dati ci parlano dell'arretratezza digitale italiana, che era più grave alcuni anni fa. Adesso siamo un po' migliorati rispetto a chi? Rispetto ai paesi sviluppati, rispetto all'Europa. Siamo migliorati negli ultimi 5-6 anni per quel che riguarda accesso, quindi si è diffuso l'accesso a internet. Fino a 6-7 anni fa eravamo sotto la media europea anche per quel che riguarda la diffusione, proprio il fatto che ci arrivasse nelle case, no? Adesso siamo migliorati da questo punto di vista. La pandemia ci ha permesso di migliorare anche nella penetrazione dei media digitali, dell'uso della rete, delle varie applicazioni, nel lavoro, nella pubblica amministrazione. Qualcosa in cui non siamo affatto migliorati è la cultura digitale. Che cosa ci facciamo col digitale? E a proposito di generazioni, non è vero che i nostri nativi digitali, cioè i ragazzi, chi sono i giovani per l'Istat e per l'Eurostat? Sono i ragazzi e le ragazze fra i 15 e i 24. Poi tutte queste definizioni sono convenzionali naturalmente, ma per intenderci, noi insegniamo all'università, quindi sono i ragazzi che anche noi incontriamo. Ebbene, diversi indicatori ci dicono che i nostri ragazzi se la passano male dal punto di vista delle conoscenze e competenze che riguardano il loro uso dei media digitali e delle reti rispetto ai loro coetanei europei. Quindi questa presunta maggiore capacità dei nativi è relativa. Allora, voglio cominciare dicendo cose non piacevoli per il nostro paese, però ci aiutano a fare cosa? A scollegare i nuovi media dalle nuove generazioni, perché abbiamo una maggiore diffusione di internet. L'Italia è un paese di persone adulte e anziane, perché c'è anche un tema di pochi giovani che abbiamo, adesso se ne comincia a parlare di più, però il calo demografico è almeno di 10 anni, no? È da 10 anni, dal 2013, che diciamo, nascono meno bambini, insomma sempre meno bambini. Adesso siamo a percentuali negative, non è soltanto, e sono 10 anni, se ne comincia a parlare solamente a partire dall'ultimo anno. Quindi non è vero che online sui media digitali stanno solo i giovani, non fosse altro perché per il fatto che di giovani ce n'è sempre meno, e invece la diffusione è aumentata. Le competenze digitali no, e nemmeno quelle dei più giovani. Quindi scolleghiamo i nuovi media dalle nuove generazioni, questo è il primo punto. Dopodiché, quali sono i nuovi media? E si parla di nuovo. Allora, quando si parla di nuovo si insegue sempre ciò che è più recente, però un po' di date ci aiutano. E arrivo subito alla scrittura, perché tutto quello che vi sto per elencare dei cosiddetti nuovi media comporta grandi quantità di scrittura. Allora, email nasce nel 1971, le chat, adesso si parla di chat e si pensa subito a WhatsApp, ma nasce la prima chat è IRC 1988, sono i miei appunti. Gli SMS, che sono all'origine di una certa forma di scrittura di cui adesso vi vado a parlare, nascono nel 1992, adesso sono defunti, no? Usiamo tutti WhatsApp, però i blog sono del 97, si è cominciato a parlare di cosiddetto web 2.0 nel 2004-2005 e arriviamo a media più
recenti, a quelli che più facilmente associamo al concetto di nuovo medium. Facebook, 4 febbraio 2004. Dopodiché diffusione di massa di Facebook negli Stati Uniti, cioè l'esplosione di Facebook negli Stati Uniti è fra il 2007 e il 2008 e arrivammo subito anche noi, anche in Italia, 2008. In quel caso non siamo stati così lenti. YouTube nasce nel febbraio 2005, nel giro di un anno se l'è comprato Google, sapete che YouTube è di Google, ci ha messo un anno e mezzo, nel novembre del 2006 se l'è acquistato Google. Twitter, marzo 2006, arriviamo ai più recenti, che sono Instagram e TikTok. Instagram però è del 2010, quindi ha già 13 anni. TikTok è vero che con questo nome è vero molto recente, perché si chiama TikTok dal 2018, ma esisteva già da prima, cioè dal 2014 con il nome di Musical.ly. Ok, queste date, guardate che io faccio lezioni sui nuovi media e comincio così spesso, perché ci sono stereotipi e luoghi comuni che vanno sfatati. Quindi scolleghiamo i nuovi media dalle nuove generazioni, scolleghiamo i nuovi media dall'idea che le nuove generazioni riescano a fare meglio delle vecchie generazioni e cerchiamo di scollegare i nuovi media anche dall'idea del nuovo, perché sono diversi decenni, d'accordo? E quindi c'è qualcosa di molto sedimentato. È vero che c'è sempre un'innovazione, è vero che cambiano i modi in cui si usano i nuovi media anche all'interno di questi che a me piace definire meglio come ambienti di comunicazione. Tutti questi nomi che ho elencato e che ho collegato a delle date sono ambienti di comunicazione in cui gli esseri umani, le persone di tutte le età e sempre di più anche le generazioni con più anni, fanno cose, fanno diverse cose e al centro di queste cose che si fanno c'è la scrittura. E un'altra domanda che faccio sempre quando comincio un corso sui nuovi media è qual è la tecnologia più antica? E la risposta è facilmente perché parliamo della scrittura e quindi è la più antica, ma è anche la più nuova. Quindi la scrittura, quelle cose scolastiche, i Sumeri, gli Egiziani, no? Il IV secolo avanti Cristo, il IV secolo, 5.000 anni, IV secolo, ho detto secolo, millenni, devo ancora mangiare, quindi ho il calo ipoglicemico, 5.000 anni circa. Ed è una tecnologia, e allora il punto è che è una tecnologia. Platone diceva che addirittura l'alfabeto è una tecnologia, nel senso della tecne. Che cos'è una tecnologia nel suo senso fondamentale? Strumenti per fare qualcosa, no? L'abilità di fare qualcosa, in particolare la scrittura, è inserire segni in uno spazio visivo. Gli spazi visivi e i modi di inserire segni negli spazi visivi sono cambiati tantissimo in questi 5.000 anni. Sono cambiati negli ultimi decenni, che ho rapidamente scorso elencandole i vari ambienti di comunicazione che, se li vediamo dal punto di vista della scrittura, sono ambienti, spazi visivi in cui si inseriscono segni. Il foglio di carta, il libro, cioè tutti quei fogli di carta rilegati nel modo che conosciamo, che forma i libri, ma poi i vari schermi, i vari monitor, monitor grandi, monitor piccoli, display, schermi e schermini. Che cosa è successo negli ultimi decenni? Si sono moltiplicate, si dice esponenzialmente, tantissimo, non ci sono conti su questo, hanno provato a contare quante pagine web ci sono, si sono moltiplicate in un modo che ancora è da contare le occasioni di scrittura. Non si scrive più come una volta, si scrive molto più di una volta. Un ragazzino oggi ha 7, 8, 9 anni, un bambino, scrive molto di più di quanto scriveva un bambino che aveva 7, 8 anni 5, 6 anni fa, 10 anni fa, 20 anni fa. Si sono moltiplicate tantissimo le occasioni di scrittura. Si scrive oggi molto più di prima. Okay? Signora mia, non si scrive più come una volta, infatti si scrive in modo diverso. E allora voglio arrivare al punto. Io l'ho chiamata ipergrafia. Viviamo in una situazione di ipertrofia grafica, ipertrofia scrittoria, ipergrafia.
Se vi piace ricordarvelo così, a me mi è venuto in mente, dico, è un'esagerazione, scriviamo tantissimo. E come si scrive? Ok, e allora andiamo a vedere le basi, no? Scrittura e oralità. Io adesso sto parlando, verba volant, adesso con i sistemi di registrazione non volano nemmeno più. E con la pandemia ci siamo abituati ad avere tutto registrato, per cui occorrerebbe fare tutto un discorso anche su questa oralità scritta, ma è un altro tema. La scrittura su cui c'è questa proliferazione è una forma di scrittura, è stata chiamata scrittura orale, scritto parlato, scrittura oraleggiante. E arriviamo a capire che cosa vuol dire. E questa roba qui c'è dagli SMS, c'è dal 1992, c'è dall'email 1971, c'è dalle chat 1988. Qual è il punto? La differenza fra l'oralità avviene nella sincronia. Questa è la situazione. Questo è un ambiente di comunicazione, un medium, tecnicamente lo è. È un media, usano il plurale anche al singolare, quindi è un media, per dirla in modo scorretto, ma che si usa molto. Anche questo lo è. E c'è una compresenza, ci vediamo, io parlo, e c'è la sincronia, d'accordo? La scrittura è un mezzo di comunicazione asincrono, ok? E quindi si scrive e l'altro legge in un momento diverso da quello in cui il testo è stato scritto. E in più c'è che non c'è la compresenza, si è assenti, no? Si legge un testo, in assenza si leggeva. Questa è l'origine della differenza fra scrittura e oralità. Quindi stacco temporale e non compresenza di chi scrive e chi legge, a differenza dell'oralità. In realtà vedete che mi seguite fino a un certo punto perché avete in mente un sacco di situazioni in cui non è esattamente così. E infatti sono i diversi modi di scrivere mediati dalle tecnologie che hanno intrecciato scrittura e oralità. Per cui si può scrivere un testo, io potrei mandare un messaggio a Davide, a Sergia, in presenza, e si fa continuamente. Si mescola, no? Si può scrivere in presenza dell'altro e poi c'è, anche se siamo assenti, le tecnologie cosa hanno fatto? Hanno reso rapidissimi questi scambi. Cosa succede con questi rapidissimi scambi? Per giunta che avvengono su un mezzo così piccolo e vicino al nostro corpo. C'è attraverso la scrittura e attraverso l'inserimento dei segni della scrittura dentro uno spazio visivo piccolo e vicino al nostro corpo. Pensate quando si mandano i messaggi, no? Sei a letto e stai chattando con l'amore della tua vita che si trova oltreoceano. Pensate che sensazione di vicinanza c'è, d'accordo? Eppure non lo vedi, però questo schermo piccolo vicino al corpo c'è un'intimità. Quindi questa scrittura in questi schermi, in questi dispositivi che ci portiamo sempre appresso, si avvicina ad una serie di caratteristiche che sono quelle è come se si fosse presenti, come se si fosse compresenti. E stiamo parlando solo di scrittura, poi c'è la video, eccetera, eccetera. Di conseguenza, che cosa è accaduto a questa scrittura che imita il parlato? Scrittura parlata, scritto parlato, scrittura oraleggiante. Cerca di compensare quella mancanza di accesso percettivo all'altra persona. Gli studiosi hanno cercato di rendere sistematica la distinzione fra scritto e parlato, fra oralità e scrittura. La scrittura scritta può essere pianificata, hai del tempo per pianificare, mi metto lì, ci penso, progetto, correggo e poi spedisco. Capite quanto è vecchio questo, quanto poco si fa nelle mail, nelle chat? Quella era la tempo per pianificare, un testo che viene mandato e ricevuto in assenza di chi l'ha scritto. Tutto questo viene compresso, quindi il tempo di scrittura è sempre più veloce, si invia e quindi elaborazione in tempo reale, scarsa pianificazione.
Cosa comporta nella scrittura? Tolleranza per gli errori. Dei messaggi si accetta di più. Chi più, chi meno, ma si accetta di più. Ma poi tutto il mondo, la velocità, cosa ci porta? Abbreviazioni, elisioni, troncamenti, acronimi, tutte quelle cose che portano ai vari pasticci. Nasce da questo, la rapidità. E la rapidità è perché è una scrittura che cerca di che tende a quella compresenza, cioè a quella sincronia che non c'è. La scrittura è asincrona, il parlato è sincrono, io vi parlo nello stesso tempo, condividiamo il tempo, la mia parola e il vostro ascolto, d'accordo? E questo è un primo. Poi nella scrittura manca la compresenza, non vedi e non senti l'altro. La scrittura oraleggiante cosa fa? Cerca di trasferire nello scritto tutto quello che avviene con la voce. In linguistica si chiamano tratti prosodici e paralinguistici, cioè la durata delle vocali, l'intensità della voce, il volume, la durata delle vocali, la lunghezza della scrittura, una lungo e per iscritto 3U, ok? L'intensità della voce, gli asterischi, i grassetti, il volume, il maiuscolo, cioè è una scrittura che cerca di sostituire per iscritto quei tratti del parlato. L'intonazione, come la scriviamo, punti esclamativi, tanti punti esclamativi, tanti punti interrogativi. E poi l'assenza dell'altro, l'assenza della percezione fisica dell'altro, le famose faccine. La proliferazione delle faccine, si cominciò con gli SMS, quindi i 2 punti, le parentesi. È una scrittura che cerca di trasferire. E perché tutto questo? Sono le nuove tecnologie, d'accordo? E queste altre. Non vi annoio con ulteriori dettagli, i linguisti, le linguiste studiano tutti i dettagli di questa scrittura orale, scrittura oraleggiante, che è il modo in cui si scrive, e sempre più spesso si scrive così, in vari ambienti, perché questo modo di scrivere ha contagiato lo stile giornalistico, ha contagiato la letteratura, e sto finendo perché ora vi passo il testimone, care colleghe, perché il modo in cui guardiamo la lingua italiana, io ho cominciato a occuparmi di queste cose con gli SMS. E quindi c'erano già tutte queste caratteristiche, tutte quelle che ho detto. Adesso c'è un'intensificazione, una moltiplicazione, ok? Lo stile di molta letteratura italiana, lo stile di molto giornalismo in Italia è cambiato negli ultimi 20-25 anni perché si è fatto contaminare da queste modalità. E quindi non è solo signora mia, signori miei, non si scrive più come una volta, è un modo in cui diciamo i nuovi media, le nuove tecnologie, i nuovi modi di comunicare per iscritto hanno cambiato anche la lingua, quella più alta, quella che poi va sui giornali, sui media più tradizionali e sui libri, e persino diciamo sono spunti anche di creatività, quindi non tutto è negativo, e direi che mi fermo qua. Grazie. Grazie. Grazie mille Giovanna, che ci ha dato tantissimi spunti e ha anche dato già un assist, più di un assist a Fabiana, e ha evocato i linguisti, ma ha evocato anche la lingua italiana è quella di una volta, non è quella di una volta, è come sta, no? Come cambia, e quindi ecco, insomma, l'assist lo dobbiamo già a Giovanna, quindi Fabiana. Grazie. Grazie dell'assist, davvero, sì, perché l'idea da cui siamo partiti anche per la riflessione era anche un po' lo stato di salute della lingua italiana, anche se poi conchiuderò magari in maniera un po' provocatoria, perché in effetti parlare poi dello stato di salute della lingua italiana forse non avrebbe molto senso, ma spero di convincervi. Io in realtà mi aiuto con 4 citazioni anche per farvi capire appunto che non sono un'esperta, o almeno non ambisco a diventarlo probabilmente. 4 citazioni che mi servono per illuminare un po' il contesto attuale, e che servono, per quanto poi siano datate, ma che probabilmente servono anche a illuminare il contesto futuro. La prima è di Alessandro Manzoni: l'uso è arbitro, il signore delle lingue, come tutti affermano, anzi si può dire, e le lingue stesse.
Questa citazione ci serve, chiaro che avrebbero bisogno di essere contestualizzate, ma non c'è il tempo, però la parola chiave qua è l'uso della lingua fatta dai parlanti. E su questo non dobbiamo mantenere la nostra attenzione, il nostro focus, perché quando si parla di lingua, di giovani, di social media, poi bisogna andare a vedere davvero qual è l'uso che facciamo della lingua nei social media. Un'altra citazione che a me piace molto, che ha a che fare con le questioni linguistiche, ma in realtà poi ancora le questioni linguistiche in un contesto, è di Antonio Gramsci, quando nota e osserva: ogni volta che affiora in un modo o nell'altro la questione della lingua, significa che si sta imponendo una serie di altri problemi. La formazione e l'allargamento della classe dirigente, la necessità di stabilire rapporti più intimi e sicuri tra i gruppi dirigenti e la massa popolare nazionale, cioè di riorganizzare l'egemonia culturale. Quando si parla di lingua non si parla solo di lingua, spesso facciamo finta di parlare di lingua, ma in realtà stiamo parlando di altre cose. Non serve ovviamente ricordare i dibattiti degli ultimi mesi. Penso solo alle questioni del femminile perché mi sono particolarmente a cuore. Lì si sta parlando di altro, infatti non si sta parlando di questioni linguistiche. Una terza citazione, la terza e la quarta, è di Anthony Burgess: una parola in un dizionario è molto simile a una vettura in una mostra d'epoca, piena di potenziale ma temporaneamente inattiva. E si riaggancia all'altra citazione che a me piace molto, di Emily Dickinson, che adesso la banalizzo, la rielaboro. Emily Dickinson dice che le parole iniziano a vivere nel momento in cui sono pronunciate e si scaglia contro coloro i quali invece dicono che le parole non vivono quando sono pronunciate. Ecco, quindi la domanda che mi sono posta è appunto: queste parole, le questioni linguistiche non sono in un museo, non sono auto d'epoca, iniziano a vivere quando vengono pronunciate, ma vediamo in che modo e in quale ambiente comunicativo, quello che ci suggeriva Giovanna, cioè all'interno dei social media, che questo era il tema poi evocato. Cosa mi è interessato andare a cercare? I giudizi dei non esperti sulle questioni linguistiche che traspaiono, che leggiamo dentro i social media. Cioè qual è lo stato di salute a detta dei non esperti e talvolta anche dei giornalisti attraverso la lettura di Twitter, di vari commenti che troviamo anche poi a margine di articoli o di dibattiti, eccetera. Ed è interessante leggere soprattutto, anche perché poi questo ambiente comunicativo è poi a disposizione dei nostri studenti, a disposizione della scuola, a disposizione dell'università. Molti miei studenti infatti dicono: ma professoressa, lì c'è scritto, queste persone dicono che si dice così, ma lei dice un'altra cosa. Quindi mettono in discussione, fanno bene ovviamente a mettere in discussione quello che dico io, ma lo mettono ancorando e accreditando ciò che viene scritto da qualsiasi persona attraverso i social media. E quindi diciamo che questo ambiente di comunicazione diventa un luogo di discussione, ma anche diventa uno specchio poi di ideologie, di punti di vista anche alquanto, devo dire, qualche volta anche un po' drammatici, polemici, aggressivi. Non serve fare riferimento al hate speech, di cui vi farò proprio un brevissimo caso. E quindi l'interesse è nato da lì. E mi sono chiesta appunto chi parla, chi scrive nei social media, soprattutto questi non esperti, e di che cosa si occupano. E si occupano poi di questioni che non hanno, devo dire la verità, un grande rilievo per chi come me studia la linguistica o la letteratura, eccetera. Perché, per esempio, la discussione principale è come sta il congiuntivo. Il congiuntivo è morto. Allora, noi non ne possiamo più di questa discussione, perché il congiuntivo non è morto, ve lo dico, non è morto. Certo, è un po' pericolante, ha qualche difficoltà, sta nel posto sbagliato, sì, però è vivo e vegeto, va un po' curato, accudito, direbbe Davide, però c'è, non è morto. Eppure ci sono pagine, non dovrei dire pagine, ma insomma scritti sui social sul congiuntivo. Poi l'ortografia pericolante, anche lì ne ho lette di tutti i colori. È vero che l'ortografia è un po' pericolante. Noi che leggiamo testi di tutti i tipi, ogni tanto inciampiamo in qualche asperità, diciamo così, ma inciampo anche in asperità di colleghi, devo dire la verità, non sono solo gli studenti, infatti è vero che non si scrive più in una volta, ma vale per tanti. Poi la questione dei femminili, non mi soffermo, anche se mi piacerebbe, ma lì la questione ormai è ideologica.
sei di destra o di sinistra, a seconda se poi usi il maschile o il femminile. Mentre più interessante è il dibattito sugli anglicismi e sui cambiamenti semantici delle parole. Lì mi sono molto divertita. Sugli anglicismi sanno tutto, tutti sanno tutto ovviamente, quindi ti correggono se scrivi o dici determinate cose. Peccato che poi nella discussione emerga la totale incompetenza sulle questioni linguistiche. Penso per esempio sugli anglicismi, perché sono il terreno più fruttuoso di dibattito nei social media, anche da parte degli studenti. Per esempio, una parola che ha terrorizzato per almeno 2 anni fa una platea di scrittori, diciamo così, attraverso i social, era la parola influencer, che ha creato poi una serie di drammi anche dal punto di vista linguistico. Innanzitutto se la prendevano sul fatto che un dizionario, non dico quale, aveva testato, registrato la parola influencer, quindi una tragedia. A morte, al rogo il dizionario, perché aveva osato registrare e attestare questa parola, oltretutto in maniera sbagliata, con l'accento sbagliato. Non è vero, l'accento influencer, c'era l'accento E grave che corrisponde più o meno, insomma, alla pronuncia inglese, quindi il dibattito era totalmente fuori luogo. Ma l'aspetto più terrificante era che poi da lì ci si è spostati piano piano sul significato di influencer, cioè la parola non ci serve, non esiste, queste figure, questi profili non hanno alcun credito, e poi si è arrivati a Ferragni. Quindi soprattutto colpendo una persona, e quindi da una discussione linguistica siamo arrivati al hate speech in una maniera davvero violenta. E questo poi è stato anche un po' un dibattito dentro l'università, almeno nelle mie lezioni, anche per agganciare poi università, scuola, riflessioni linguistiche. Un'altra espressione che mi aveva colpito, sulla quale poi io mi sono imbattuta, ma si sono imbattuti anche altri colleghi, anzi grazie ad altri colleghi mi sono imbattuta, è l'espressione porti sicuri, che si trova in un avviso in vari imbarcaderi, in particolar modo al sud Italia. E allora, la traduzione inglese è port security, scusate, il modello inglese è port security. La traduzione italiana è pericolante, porti sicuri, anche perché non è la sicurezza, la traduzione sarebbe sicurezza portuale. Porti sicuri sappiamo benissimo che evoca tutt'altra cosa. E invece c'era questo bell'avviso che poi era diventato ovviamente anche questo testimone di una discussione fra esperti e non esperti. Poi ce ne sarebbero anche altre di parole, ma mi fermo. Ma per esempio anche gli aggettivi virale e sociale, sui quali dibattiamo ancora. Virale, allora, insomma, qualche anno fa avremmo pensato a qualcos'altro, ma virale in realtà sì, ha a che fare con le malattie, col virus, ma adesso il significato contemporaneo, recente, è un qualcosa che si diffonde in maniera molto veloce attraverso i mezzi di comunicazione, cioè attraverso i social media. Non ha nulla a che fare con la malattia. Sociale non ha più a che fare, o almeno io che ho una certa età, per me sì, ha a che fare con la società, con i cambiamenti della società, col mondo. In realtà sociale ha a che fare con i social media, e anche qua il dibattito potrebbe continuare. Penso ad un'espressione impegno sociale, che per me l'impegno sociale è rendermi attiva come cittadina affinché si possa cambiare la società e il mondo. Per alcuni miei interlocutori l'impegno sociale invece è la condivisione nei social media e cercare più like possibili, e lì mi rendo conto di avere una certa età ormai, di essere oltre, cioè di avviarmi ovviamente verso un'età più matura, come si dice adesso. Sui cambiamenti semantici anche lì il dibattito è interessante, ed è interessante poi anche con i miei studenti. Per esempio la forma piuttosto che insomma da anni i linguisti ormai noi ci siamo rassegnati, sì, ci siamo rassegnati, però ormai si usa piuttosto che, mangio la pizza, piuttosto che la pasta, piuttosto che il risotto, cioè no, oppure, ma anche, oppure, eccetera. Per me piuttosto che invece ancora il valore insomma, di un tempo, quello che la grammatica, ahimè, devo dire scolastica, mi aveva insegnato. E anche lì il dibattito è ferocissimo. Poi efficientare, ne ho trovato, scadenzare, attenzionare, quante volte le abbiamo sentite?
Io salto sulla sedia, ma sempre per la ragione evocata prima, ho una certa età. E quindi su attenzionare proprio non ce la faccio. Però vedo che in realtà si stanno diffondendo appunto in questa scrittura oralizzante dei social media, anche se sono forme compatibili con i paradigmi italiani, per l'amor del cielo, perché poi si inquadrano, si iriscono nelle forme izzare, e poi evitano anche le perifrasi, non attenzionare, bisogna porre l'attenzione su qualcosa. Attenzione è molto più veloce, molto più, come mi dicono, è più easy. E sono forme però che hanno una patina anche burocratica, di aziendalese. A me, devo dire la verità, danno fastidio in alcuni testi, e quindi dico sempre, mi raccomando, cerchiamo di capire la differenza del testo, sia parlato che scritto. E qua mi aggancio poi a quello che diceva Giovanna. Questo ovviamente è quello che succede nei social media, cioè il dibattito è, devo dire la verità, non è guidato, non è indirizzato, perché poi qualsiasi persona può dire la propria e non c'è nulla da fare. Il problema è che appunto gli studenti, sia della scuola che dell'università, si ispirano talvolta a queste esternazioni, a queste considerazioni, non sbagliando, insomma, ma in maniera non critica, non approfittando dell'occasione per poter invece discutere, magari in classe o discutere all'università, a partire da queste forme, sul funzionamento reale della lingua. E questo è uno stimolo che ovviamente poi sta a noi insegnanti portare avanti. E mi aggancio al secondo aspetto e poi chiudo. Dai social media poi c'è un antidoto, cioè riagganciandomi a quello che dicevo prima sulla storia, sullo stato di salute della lingua italiana. A parte che la lingua italiana tutto sommato sta abbastanza bene, ha qualche acciacco, ma non dipende dall'età, ma dipende da altro. Cosa possiamo fare? Cioè, qual è il nostro compito? Quale dovrebbe essere il nostro compito? Cosa possiamo fare per aiutarli, considerando l'uso, considerando il contesto, considerando i cambiamenti delle parole, e quindi considerando anche quello che diceva le citazioni che ponevo prima? È che ci sono dei punti di crisi nella lingua italiana che forse lo scrivere tanto e il leggere tanto stanno mettendo in luce, perché in effetti si scrive tanto ma si legge anche tanto, ma si legge tanto attraverso i social media, meno attraverso la stampa, la buona stampa, o meno attraverso la letteratura o altri scritti. Questo è da considerare, quindi si scrive tanto, si legge tanto, ma che cosa si scrive tanto e che cosa si legge tanto. Quindi i punti di crisi, che non sono quelli che ho elencato prima, quelli che ho elencato adesso, assolutamente, sono altri che non vengono poi considerati nei social media. La sintassi pericolante, cioè la scarsa coesione dei testi dal punto di vista dell'argomentazione, la scarsa coerenza logica dei testi, sia nel parlato, perché c'è un eccesso di informalità, perché c'è un eccesso di scrittura mediale, sia nello scritto, perché si trasferisce poi parte di questa scrittura mediale in uno scritto che invece ha altre caratteristiche. Poi c'è il lessico altrettanto pericolante, cioè poco governato, poco presidiato. Una collega mi diceva che all'inizio delle sue lezioni lei fa una specie di test e sottopone i suoi studenti ad un test di conoscenza, diciamo così, e mi dice sconsolata ogni anno: guarda che parole come contingente, eludere, lenire, solerte, apodittico sono parole totalmente sconosciute. Quindi da lì si inizia, attraverso l'uso delle parole, attraverso i significati delle parole. Cosa sta succedendo? Insomma, questo già da un po' di tempo. Non credo e non sono sicura, anzi quasi devo dire non sono convinta che sia tutta colpa dei social media, anzi, che non è quella la responsabilità maggiore, cioè la sintassi pericolante, il lessico poco presidiato, la ragione principale non è quella, ma sono diverse, e ricordiamo le parole di Gramsci. Però ci sono alcuni aspetti sui quali dovremmo lavorare di più. La lettura, sì, la scrittura, ma la lettura. Non si sa più leggere, non si sa leggere, cioè non sanno
penso ai giovani, ma non solo ai giovani, perché ci sono anche gli adulti. Molti adulti non sanno comprendere, afferrare un testo complesso perché non sono in grado di leggere un testo complesso. Il fenomeno dell'analfabetismo funzionale di cui De Mauro ci ha parlato a lungo e con ottime parole. Quindi non è solo una questione di lettura, di scrittura, diciamo così, e non è solo un problema dei giovani, ma è un problema trasversale di tutte le età. Quindi c'è uno spazio della lettura molto ristretto e ci vuole un po' di equilibrio, dico sempre, quindi ci vuole un esercizio alla lingua, all'addestramento linguistico che per me diventa educazione permanente, non basta solo la scuola e l'università, dovrebbe essere lungo tutto l'arco della vita. Insegnare ad adeguare le situazioni, cioè l'italiano si deve adeguare alle varie situazioni. L'italiano non è un monolito, la lingua italiana non è un blocco, è fatto da tante varietà, da tante lingue, quindi va bene scrivere l'SMS che non si scrive più, va bene scrivere il WhatsApp, anch'io sono compulsiva, ma all'inizio lo scrivevo come una lettera carissima, virgola, andavo a capo, adesso ovviamente non lo faccio più, però bisogna mantenere anche altri addestramenti, altre capacità di scrittura, soprattutto quella del polo più alto, del polo più formale. Quindi c'è un eccesso di informalità e si sta un po' perdendo, lasciando un po' ai margini la formalità. E stato di salute, chiudo. Secondo me, come dicevo, lo stato di salute dell'italiano è piuttosto buono, però, ripeto, lo stato di salute della lingua non è ancorabile alla lingua, ma è ancorabile a noi. L'italiano sta bene se la società italiana sta bene, se il gruppo dirigente sta bene, se noi stiamo bene. Quindi la lingua è una funzione della società. Quindi non ha alcun senso dire l'italiano è malato, è in crisi. Se è in crisi forse siamo noi in crisi. Cioè se c'è qualche acciacco è perché noi abbiamo qualche acciacco con la lingua italiana e non solo. Quindi la lingua italiana non si può governare, quindi non può essere oggetto dei social media, non è quello il modo per riflettere, per diciamo così, proiettare poi anche il futuro, perché poi la lingua si muove ovviamente, come tutte le lingue, e il buon esempio dovrebbe essere dato da noi sull'uso della lingua, dalla buona stampa, e potrei chiudere con cioè una specie di metafora, diciamo così, come una buona sinfonia può emergere da una suonata del pianoforte, ma utilizzando tutte le tastiere. Se non utilizziamo tutte le tastiere produciamo una musica un po' banale, poco articolata, ma se vogliamo una sinfonia dobbiamo usare tutte le tastiere. E questo vale anche per la lingua italiana. Dobbiamo usare tutte le tastiere a disposizione, dalla formalità all'informalità e tutto quello che c'è in mezzo, che è tantissimo. Grazie. Sì, infatti io non devo fare altro che dire adesso. Non dico niente perché ha dato l'assist, no, l'ha dato l'assist, sì. Cosa si legge, cosa non si scrive, anche gli acciacchi, quasi acciacchi. Si scrive anche. tanto, si legge poco. Grazie Infatti mille Fabiana e a Sergio. Grazie, no, grazie a voi per questa occasione. No, grazie davvero di questa occasione perché è preziosa per la cornice appunto che si è creata e anche per avere la possibilità davvero di dialogare in queste posizioni con cui, devo dire, mi trovo assolutamente d'accordo. E l'assist che mi fa entrare è proprio questo, no? Da una parte avete sentito scriviamo tantissimo, dall'altra parte avete sentito leggiamo pochissimo. Ed è vero, è assolutamente così, anche dal mio osservatorio di chi si occupa appunto di narrazioni letterarie più specificamente. E mentre parlavate stavo pensando che quasi 100 anni fa Italo Svevo, nelle continuazioni della Coscienza di Zeno, di cui ricorre il centenario della pubblicazione quest'anno, faceva una profezia, diceva a un certo punto
la vita sarà letteraturizzata, che sembra molto lontano da quello che sta succedendo, ma continuava: metà dell'umanità passerà il tempo a leggere quello che l'altra metà avrà scritto, che nelle proporzioni odierne in realtà è molto più squilibrata, perché appunto chiunque scrive, chiunque sente il bisogno di porsi in quella posizione in cui si racconta qualche cosa, si costruiscono delle narrazioni, però dall'altra parte la disponibilità a leggere, che significa disponibilità all'ascolto, al dialogo, all'esercizio, all'attenzione, a un certo tipo di passo indietro da fare rispetto alla parola altrui per lasciarla in qualche modo dispiegarsi. Ecco, questo sicuramente c'è molto molto meno. Qui potrei dirvi molto appunto del self-publishing, di quello che sta succedendo attorno a tutto questo, e sono stati importanti, per esempio, a questo proposito i blog, no? Quando sono usciti, in alcuni casi sono stati, quello di Giovanna Cosenza, io l'ho letto dall'inizio e continuo a pensare che sia sempre una boccata d'aria fresca, però poi sono stati anche una forma appunto di legittimazione, no? della scrittura, e che poi ha portato ad altri livelli, ma su questo poi magari ritorno. No, una cosa che mi ha colpito, dal punto di vista dell'approccio che entrambe le amiche hanno presentato, è questo bisogno che vi hanno posto di, in qualche modo, uso una parola grossa che forse piace a Davide Zolletto, decostruire le narrazioni dominanti. Da una parte appunto i giovani, le nuove tecnologie, dall'altra parte l'italiano di cui dobbiamo continuamente lamentarci, gridare alla catastrofe e così via. Ecco, questo secondo me, ripeto, visto dal punto di vista di chi di narrazioni, in qualche modo, sulle narrazioni riflette, è molto importante, perché l'impressione che ho è che ci siano sempre meno narrazioni complesse, sempre meno, come posso dire, differenze di narrazione, diversità di narrazioni, e che tutto quello che vi è stato descritto, sia dal punto di vista dell'uso ridotto della tastiera, sia dal punto di vista poi di questo profluvio di scrittura che sconfina con l'oralità, sia la produzione di poche narrazioni dominanti, no? Di poche cornici, che poi sono state anche legittimate in questo senso come storytelling. Oggi quando si immagina la narrazione, la prima parola non è letteratura, la prima parola che viene in mente è storytelling. Non sto qui a dirvi che cos'è lo storytelling, è quell'uso strumentale della narrazione, del raccontare, che dovrebbe portare un risultato, che deve portare un certo tipo di efficacia, che deve portare a convincere che le cose stanno effettivamente in quel modo e in nessun altro modo. Ora, naturalmente, io rivelo la mia età, perlomeno la mia età di studiosa, per chi si occupa di letteratura, l'unico senso per cui continuiamo a occuparci di questo discorso assolutamente marginale nel panorama della contemporaneità è perché ha da sempre permesso di produrre narrazioni complesse, narrazioni articolate, contronarrazioni, narrazioni che non arrivano a un punto unico, non arrivano a un'efficacia predefinita, narrazioni che aprono domande, che continuamente poi lasciano in questo senso di instabilità, anche di vulnerabilità, di spaesamento, no? in chi legge. Allora è chiaro che appunto esiste ancora oggi nella nostra cultura uno spazio istituzionalmente deputato a creare queste narrazioni. Lo chiamiamo ancora letteratura. Esiste, i libri si stampano, i romanzi si leggono, si legge molto meno poesia naturalmente, però ecco, anch'io mi chiedo qual è lo stato di salute di questo tipo di narrazioni complesse che contrappongo a quelle narrazioni invece univoche, preconfezionate, efficaci, strumentali. Allora, da una parte lo stato di salute, posso dirlo, è pessimo, forse ce lo possiamo anche dire, forse non c'è proprio più speranza, per tanti motivi, perché il discorso è sempre più marginale, perché ci sono tanti concorrenti, ci sono concorrenti importanti. C'è un critico italiano che si chiama Gianluigi Simonetti che da tempo va dicendo, attenzione, se noi leggiamo la maggior parte dei romanzi che escono in Italia e vediamo la complessità, il livello di complessità delle narrazioni che questi presentano, ci rendiamo conto che è molto bassa, che sono molto basilari, che dal punto di vista delle costruzioni narrative sono veramente molto molto banali.
Però dall'altra parte siamo pervasi e pervase da tutta una serie di narrazioni che avvengono in altri ambienti, le piattaforme, la serialità delle piattaforme, il cinema naturalmente, che poi sta diventando a sua volta un po' vicario rispetto alla complessità di queste costruzioni. Quella che prima era la serialità televisiva, dove invece la complessità è altissima. La complessità è assolutamente altissima. E quindi, da una parte è vero che non si legge quella che tradizionalmente, no, viene considerata come letteratura, però perché appunto si dice i giovani, i ragazzi, le nuove generazioni, eccetera, non sono in grado di comprendere più quella complessità, no? È un discorso totalmente... Però dall'altra parte le stesse persone, quando guardano una serie TV, tra alcune, non lo so, sto pensando all'ultima che mi ha veramente lasciato, anche dal punto di vista di critica letteraria, mi ha lasciato estasiata, che si chiama Succession, che è appena finita qualche settimana fa, di una complessità straordinaria, di una stratificazione di livelli, di sfumature e così via. Eppure le stesse persone che non sono in grado di comprendere un testo letterario comprendono benissimo, assolutamente, quella complessità. Quindi evidentemente la questione, di nuovo, anche qui bisogna costruire una contronarrazione di questa situazione. Non è vero che queste competenze si sono perse, non è vero perché. E qui mi ha fatto molto piacere sentire tutti i riferimenti, perché anche io quando comincio i corsi, mi è stato affidato negli ultimi anni un corso che si intitola Letteratura ed editoria digitale. Quando mi hanno dato questo titolo non sapevo da dove cominciare e poi ho cominciato esattamente come hai fatto tu, dalla scrittura, dall'oralità secondaria e così via, e non dalla fine ma dall'inizio. Allora, che cosa succede nella cultura contemporanea? C'è un punto su cui dobbiamo anche qui concordare e dobbiamo imparare ad usare come consapevolezza del nostro stare al mondo, del nostro fruire la cultura che ci circonda. Siamo in una cultura che a metà degli anni 2000 un teorico che si chiama Henry Jenkins ha definito come cultura della convergenza. Cosa vuol dire convergenza? Vuol dire che da una parte è vero che ci sono i nuovi media, è vero che la lingua cambia, eccetera, però i vecchi media non scompaiono. La letteratura come la intendevamo tradizionalmente non scompare, l'oralità, quella primaria, non scompare, siamo qui che ci parliamo. I vecchi e i nuovi media, come dice Jenkins, convergono, cioè vivono nella stessa cultura. Non dobbiamo pensare che arrivano i nuovi media e fanno completamente scomparire tutto quello che c'era prima. C'è una convergenza, anzi lui dice una collisione tra vecchi e nuovi media. A me piace molto la collisione, sembra essere nello spazio, no? La cultura come spazio, in cui varie traiettorie si intrecciano, collidono, perché no, provocando qualcosa di nuovo. Ecco forse un'altra narrazione da decostruire, no? Quella che ci siano solo le cose nuove. No, ci sono sempre anche la radio, c'è ancora. Il cinema, arrivata alla televisione, è rimasto, si è trasformato, c'è la serialità delle piattaforme, ma ci sono anche i romanzi. Ecco, provare a vedere la cultura contemporanea, il nostro presente, le posizioni che occupiamo rispetto a tutto questo è importante sia fatto in questa ottica. E l'altra cosa importante che dice Jenkins, che secondo me è preziosa, è che in questa cultura, quello che si è ribaltato, in questa cultura della convergenza, quello che forse di nuovo è sempre esistito come meccanismo, come dinamica, ma che adesso si è reso particolarmente evidente negli ultimi 20 anni o poco più, è l'apporto dal basso, chiamiamolo così. Provate a pensare a quanto è importante. Ecco, prendiamo proprio la serialità delle piattaforme. Una corporation, una grande corporation, Netflix per eccellenza, fa una proposta. Questa proposta viene recepita in un certo modo, ma Netflix è molto attenta a come viene recepita questa proposta, questa narrazione, e guarda i feedback, per esempio, sui social media o su altri canali, e da lì si costruisce qualcosa di nuovo. C'è tutta quella zona grigia interessantissima, cosiddetta fandom,
che racconta, costruisce narrazioni alternative. Harry Potter, per esempio, no? Negli anni 2000 esistono i canali ufficiali ed esiste tutto un universo Harry Potter, una costellazione, una galassia immensa di fan che scrivono, ricostruiscono, tanto che poi la stessa J.K. Rowling ha dovuto mettere in scena, dopo la fine dei romanzi e dei film, lo spettacolo teatrale, di nuovo una forma antichissima, no? Che converge con le forme nuove della fandom, eccetera. Quindi ecco, la cultura contemporanea è sì da guardare con timore, no? Chissà dove stiamo andando, ma è anche molto interessante da questo punto di vista, perché è abbastanza imprevedibile. Non è vero che quello che si decide dall'alto, quello che le grandi concentrazioni decidono, no? Le corporation, le grandi piattaforme, chi detiene, no? I media, decide che le cose debbano andare in un certo modo. Non è solo questo, non basta questo, c'è poi un apporto dal basso che circola continuamente, viene assunto poi a livelli alti, viene fatto ricircolare, viene trasformato in marketing, in prodotto da rivendere, finché qualcosa di nuovo emerge dal basso, in una dinamica continua che è interessante osservare, che secondo me è entusiasmante da osservare, senza fare, appunto, come avete detto ampiamente voi, queste lamentazioni sul fatto che il presente comunque è più esile, no, del passato, che la grande complessità del passato non la recupereremo più, eccetera, eccetera. Allora, detto questo, sembrerebbe che appunto la letteratura fosse proprio questa cosa che non ha più spazio, che è concepita come l'emanazione, no, di una grande mente, di un genio che sta lì da solo, uso il maschile volutamente perché nella tradizione diciamo che è sempre stato così, prevalentemente, che immagina la sua narrazione che cala dall'alto su un pubblico che poi la può solo recepire, no? Sembra che questa possibilità non ci sia. Io credo che invece proprio la letteratura continui a essere, nei suoi esempi migliori naturalmente, un discorso provocatorio, destabilizzante, non più perché è egemone, come quando Manzoni parlava, non solo quando pubblica I Promessi Sposi, si fermava il mondo, quello era il discorso egemone di quella cultura. Oggi sicuramente non è così, a parte alcuni casi di autori che cercano di costruirsi in questo modo, però forse appunto anche in questa cultura della convergenza, quella posizione marginale può essere veramente preziosa, ma in quanto marginale, non in quanto così, ricerca di una centralità che ormai la letteratura assolutamente non ha più, non può avere. Ecco, quindi si tratta un po' di spostare lo sguardo. Stato di salute della letteratura in Italia, vabbè, dovremmo fare un'altra conferenza e quindi adesso mi fermo qui. Una cosa solo voglio dire. Si sta discutendo molto proprio in questi giorni, alla luce della cinquina, per esempio, del premio Strega, che è uscita pochi giorni fa, del fatto che c'è una tendenza, non solo in Italia, ma in Italia in questo momento è particolarmente evidente, a fare della letteratura uno spazio di testimonianza. Quindi in qualche modo a privarla di quella dimensione del meraviglioso, per esempio, no? Dell'apertura, dell'immaginario. Può essere che sia così, può essere che stia succedendo questo, anche perché tutto ciò che riguarda il digitale, al di là poi delle tante cose che possiamo dire, ha sicuramente una componente, come non lo dico io, lo dicono ben più preparate studiose di me, una dimensione di reincanto. Il digitale lo vediamo sempre come strumentale, ma in realtà ha una componente di magia, il digitale, non di quell'incanto dell'arcaico, ma di un reincanto dopo una cultura che invece è stata definita dai sociologi nel Novecento come una cultura del disincanto. A un certo punto la cultura, soprattutto occidentale, ha perso questa dimensione del magico e oggi invece il digitale sembra proprio portare in questa dimensione del reincanto. Una cosa nuova? No, sicuramente non è nuova. L'immersività, per esempio, no? Il reincanto come immersività. Pensate alle grotte policrome della preistoria, se non era già lì l'idea di immersività. Di nuovo, guardiamo le cose dal punto di vista di altre narrazioni, problematizziamole, non abbattiamoci, perché cose entusiasmanti attorno a noi ci sono, ce ne sono tante, e la sfida è riuscire a vederle. Grazie.
La caverna digitale, bellissima. Allora, grazie moltissime anche a Sergia e grazie a tutte e tre le nostre relatrici perché ci hanno detto un sacco di cose, poi sono state meravigliosamente nei tempi, quindi devo essere veramente grato. Abbiamo forse anche un tempo non lungo perché siamo partiti qualche minuto dopo, però abbiamo un tempo per un confronto, per uno spunto, quindi se ci sono ce n'erano così tanti, sono talmente tanti che poi magari, però se c'è qualche spunto, qualche curiosità, qualche idea o qualche protesta, non lo so. Io... Beh sì, quello però è come sparare sulla Croce Rossa, non è... Prego. Sì, forse così abbiamo... Capita spesso di sentire in TV che i ragazzi, gli studenti, diciamo, delle medie, anche delle superiori, hanno difficoltà a fare anche il banale tema di italiano, no? Quello classico che abbiamo fatto tutti. Volevo capire la colpa, immagino che ci sono varie colpe, però dobbiamo preoccuparci o, voglio dire, è un falso problema e comunque c'è possibilità di recuperare la capacità di fare un tema, diciamo, comprensibile? Letterato, non so se è però colpa mia. è una domanda per tutti e tre, Io mi assumo la colpa, molto brevemente. Studiosi di letteratura mi assumo parte della colpa perché il modo in cui viene insegnata la letteratura nelle scuole, ci sarebbe un lungo discorso da fare sull'incapacità forse non dico di connettere al presente, ma di capire alcune dimensioni della narratività, dell'incanto, del reincanto, dell'immersività che comunque i testi letterari hanno e che invece mi pare, esperienza abbastanza diretta, non passino, ecco, nel modo in cui la letteratura viene percepita e insegnata nelle scuole. Per quanto mi riguarda, quindi mea culpa. Ma da tanti anni che è così. Però sul tema... È da tanti anni. Quindi mi sentirei di scollegarlo da un problema del presente perché è un problema di come insomma, andavo a scuola io, quindi il mio appassionarmi è stato totalmente slegato dal contesto scolastico, ma tante altre. Sì. Poi ci sono le eccezioni, ci sono insegnanti bravissimi, però la media è così. Gli insegnanti quando sono bravi sono splendenti, però... Ma sono sempre bravi, quasi sempre bravi. Forse una nota che si aggancia a quello che diceva Sergia, non so se sia un mea culpa anche quello, ma forse un mea culpa in generale della scuola e dell'università anche sull'insegnamento della lingua italiana, non solo della letteratura. Cioè, l'idea della grammatica scolastica, così come è stata insegnata a me, per esempio, ormai è da superare, però la trovo invece ancora fortemente radicata sia nella scuola che talvolta anche nell'università. Dipende anche che cosa si intende poi il tema di italiano, che è cambiato anche il tema, è cambiato anche il modo di scrivere, di raccontare le cose, non è più lo stesso tema. E poi bisognerebbe esercitare appunto gli studenti e le studentesse in più forme di scrittura, in più possibilità, in più opportunità, beneficiando ovviamente di ciò che la lingua italiana ci offre. Non è più il tema di letteratura, non esiste solo il tema di letteratura che invece ai miei tempi era l'unica opzione, ci possono essere altre possibilità. Questo vale per la scrittura o la lettura, eccetera. Non lo so quale sia la risposta, cioè non so se ci sia la possibilità secondo me sì, di migliorare c'è sempre, non so come e in che modi, noi facciamo il possibile e lo faremo sempre. Però ripeto, non c'è un'unica responsabilità, ecco, non è facile fare un processo, cioè sul banco degli imputati ci sono tante persone, non sta a me ovviamente metterle sul banco, ci mettiamo noi sicuramente, però poi c'è la scuola, ci sono anche altre agenzie informative, c'è anche la famiglia, insomma ci sono tanti.
Poi meno legati perché voi avete fatto questa auto... No, allora diciamo le cose che da quando andavo a scuola io, perché prima mi è sfuggita una cosa il tema non sono gli individui, gli insegnanti, come giustamente dicevi, sono sempre bravi, sono eroici. Se da 50 anni il sistema di educazione, il sistema educativo e universitario, cioè la scuola come tutto, dalla scuola dell'infanzia fino all'università, è stato bistrattato, investimenti sempre inferiori e abbiamo gli insegnanti meno pagati d'Europa, programmi rigidi che sono gli stessi di quando andavo a scuola io nel 2023. Io vado nelle scuole perché ci vado volentieri, trovo situazioni in cui io mi riconosco. È mai possibile? Non è possibile. E questo è contestuale, sistemico, cioè andavo a scuola io e comunque si diceva che c'era disattenzione. È un paese in cui decenni e decenni di politica hanno completamente trascurato la cosa che poi fa progredire non solo la cultura dei paesi, ma l'economia, lo sviluppo dei paesi. Laddove si è investito nell'educazione, si sono formate generazioni che poi diventano produttive, lo sviluppo economico. Cioè, l'Italia soffre di questo. L'Italia, lo diceva Tullio De Mauro, cioè pagare poco gli insegnanti delle scuole sono pagati meno della metà, meno a volte di un terzo, e ormai anche l'università è così, c'è questo stacco fra le scuole presunto, no? Un altro è l'università. Stiamo arrivando, vero colleghe? Cioè il deprezzamento della carriera universitaria è lì per arrivare, esattamente come è avvenuto nei decenni scorsi con il deprezzamento delle carriere legate alla scuola, che sono sempre meno appetibili. È così. Quindi dov'è la colpa? È questa. Cioè politiche completamente cieche, sorde, mute e bugiarde. Che mirano piuttosto a riprodurre l'esistente. Gli individui poi possono fare, è un contesto, quindi ci sono delle responsabilità che sono innanzitutto politico-strategiche. Certo. Di un governo, no, parlo degli ultimi 50 anni, quindi anni. Qui dovremmo fare altro dibattito, ma non possiamo fare un altro dibattito. Che dovrebbero fare? Cioè, un governo lungimirante dovrebbe innanzitutto puntare al sistema educativo nel suo complesso, dai nidi vogliamo parlare della delicatezza di crescere un essere umano nei primi anni di vita? E invece, esatto. Detto questo, c'è la questione di genere che va insieme, la femminilizzazione di queste professioni è legata al loro progressivo degrado. Vogliamo aggiungere anche questo? C'è anche un'idea di depoliticizzazione di tutto questo, nel senso meno che un lavoro è pagato e più è femminilizzato. È sempre così. Questo lo diceva Tullio De Mauro, che è un noto femminista. Bene, l'idea è che si potrebbe fare adesso un altro dibattito, però questo credo che non sia in realtà. Detta questa roba, va detta perché non è che cioè, noi possiamo fare ammenda, assumerci tutte le responsabilità, ma se non hai gli strumenti. E ci sono comunque dei punti di eccellenza, comunque. Il sistema educativo italiano, quando noi mandiamo i ragazzi e le ragazze all'estero, sono più preparati. Nonostante tutto, fino al triennio dell'università, poi dopo ci perdiamo, dopo le aree triennali, le magistrali, i master e poi i dottorati e via si scende, anziché salire si scende, però fino al triennio i ragazzi che escono dai nostri trienni mediamente vanno a studiare nel nord Europa, in Francia, in Germania, negli Stati Uniti, avendo i soldi per farlo chiaramente. Eccellono, tornano da me e mi dicono: ma prof, ma è facile la roba che si fa lì? È così. Quelli che hanno poi le possibilità economiche di farlo, perché andare all'estero costa un sacco, insomma. Io direi che ringrazio moltissimo le nostre tre ospiti, appunto perché dicevo ci sarebbe da fare un altro dibattito, forse più di uno, però intanto andiamo via con un'idea di cose belle, difficili ma interessanti di cui parlare. Quindi io volevo ringraziare ancora e ringraziare però
E ringraziare con questo però non solo le nostre 3 ospiti, ma tutte le 2 settimane. Quindi devo dire che almeno secondo me è stato un bel dibattito grazie a loro, ma sono state 2 belle settimane, quindi grazie ancora a tutti e a tutte.